C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amici, ben ritrovati. Al Parco Archeologico di Brescia Romana appartengono queste teste colossali in pietra risalenti alla seconda metà del I secolo d.C. Ammiratele. Le due grandi teste rappresentano quanto resta di due mensole in pietra locale che dovevano essere parte della decorazione scultorea di un edificio pubblico. Una delle due teste era murata nella parete esterna del Monte Nuovo di Pietà, in piazza della Loggia. L'altra era stata reimpiegata nella fontana di un palazzo privato non lontano dal foro. I due reperti rappresentano due volti maschili. Il primo, con folta barba e corna d'ariete all'altezza delle tempie, è stato identificato con Giove Ammone, divinità oracolare di origine orientale. Il secondo volto, con orecchie a punta e robuste corna, è stato interpretato come la raffigurazione di Pan. Rieccoci qui, sentite il proverbio di oggi. En sul pader el mantè des fioi, ma des fioi noi mantè so pader. Interroghiamo i clienti del ristorante self-service Pizzeria al Grillo Verde al centro commerciale Ipersimpli in via Valle Camonica, Brescia. Un papà e una mamma mantengono 10 figli e 10 figli non riescono a mantenere una mamma o un papà. Davvero, ma è È così? successo perché una zia aveva 10 figli e hanno litigato per mantenerla, per mantenergli la badante. Mi è successo, 10 figli aveva. 10 proprio? 10 proprio. Ma saranno stati protagonisti del nostro proverbio. Un papà mantiene 10 figli e 10 figli non mantengono un papà. Ma secondo lei risponde alla saggezza popolare? Sì, Perché? è verissimo, perché io lavoro in casa di riposo e ne so qualcosa. Però lei non è papà, è mamma, quindi i suoi figli Però, ha figli lei? Sì, E la mantengono bene? La viziano? a volte. Allora, figli e una femmina. Due femmine, figlie di Tiziana che ora la state guardando in TV. Vogliatele bene, viziatela, orecchini, gioielli, pellicce, viaggi, vacanze. Ecco, quello è importante, viaggi e vacanze. Però dopo facciamo metà e metà, qualcosina. Certo, beh, riprendo su se vuoi. Davvero. Rosangela, stia attenta. En sul pader el mantè des fioi, ma des fioi noi mantè so pader. Cioè? Devo dirlo in dialetto? No, in dialetto, in italiano, provi a tradurlo. Mio papà manteneva 10 figli. Suo papà. Sì, vabbè. 10 figli non mantengono mio papà. Suo padre davvero ha... Cioè lei ha 9 fratelli? No, ne ho 5 comunque. Il papà ancora c'è? Sì. E lo mantenete? No, non è proprio così, ma va bene. E questo detto secondo lei un po' rispecchia il... Sì. Cioè che significa? Perché? Significa che oggi i figli non sono in grado di mantenere i genitori, mentre all'epoca i genitori mantenevano tranquillamente i figli. Lei ha figli? 2. La mantengono un po', la viziano? No, si arrangiano, dai, sono una mamma fortunata. En sul pader el mantè des fioi, ma des fioi noi mantè so pader. Con i tempi che corrono poi un solo padre riesce a mantenere 10 figli, con i sacrifici, la buona volontà, l'impegno. Ma 10 figli riescono a mantenere un padre? Grazie, appuntamento alla prossima.